Un 77enne, Pietro Nervo, si sarebbe sentito male alla guida della sua auto perdendo il controllo e schiantandosi contro il guardrail. È successo in tarda mattinata a Spinea, all'altezza della rotonda di via 11 settembre, in zona ex Macello, poco dopo aver imboccato via Cattaneo. I soccorsi giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 77enne. In auto con lui c'era anche un alano che si è salvato ed è stato preso in consegna dagli uomini della polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi e che hanno faticato ad aprire l'abitacolo perché il cane era molto agitato. Una volta tranquillizzato l'hanno consegnato al servizio veterinario. Sul posto anche i vigili del fuoco allertati per l'emergenza e il SUEM. Le indagini ricostruiranno se il malore abbia causato la morte prima dell'uscita di strada, ma secondo una prima ricostruzione le condizioni di salute del 77enne sarebbero precipitate improvvisamente, provocando il decesso prima dell'impatto contro il guardrail.